Un'auto dei carabinieri parcheggiata davanti a quella che un tempo fu la direzione dell'ospedale psichiatrico e che oggi è la sede dell'azienda sanitaria provinciale di Agrigento. È il segnale della presenza dei militari del NAS di Palermo piombati al Viale della Vittoria per un blitz. Assieme ai colleghi del comando provinciale, i militari dell'Arma hanno dato seguito a 5 decreti di perquisizione emessi dalla Procura della Repubblica di Agrigento firmati dal pubblico ministero Giacomo Forte, titolare dell'inchiesta, e del procuratore aggiunto Ignazio Fonzo, che ha coordinato l'intera indagine. Un'operazione ancora una volta come quella di ieri, carte false, condotta in tandem con la Procura di Catania, città nella quale, sempre stamattina, sono state fatte delle perquisizioni nella sede dell'Aspet Nea. Nel mirino delle forze dell'ordine l'attività di 3 tra funzionari ed ex dirigenti della locale azienda sanitaria provinciale di Agrigento e nei confronti di un amministratore di una società di vendita di arredi di Catania, ritenuti responsabili di turbativa d'asta e truffa in danno del Servizio Sanitario Nazionale. Le indagini hanno consentito di scoprire che i funzionari pubblici avevano pilotato l'assegnazione di un appalto per la distribuzione di arredi all'ASP a favore di una specifica ditta che ha effettuato forniture diverse da quelle richieste e di valore inferiore. Dunque l'arredo di alcuni uffici dell'ASP al centro del presunto scandalo nella sanità agrigentina, un appalto assegnato ad una specifica ditta mediante illeciti accordi sulla cifra da presentare notevolmente più bassa rispetto al prezzo della base d'asta. L'ammontare irrisorio dell'offerta è stato poi compensato con la fornitura di altri materiali. Il danno arrecato all'erario è stimato in 50.000 euro. I carabinieri hanno setacciato gli uffici del provveditorato ed economato siti nell'ex ospedale psichiatrico del Viale della Vittoria, nonché i locali sanitari di Favara ed alcune dipendenze dell'ospedale San Giacomo d'Altopasso di Licata. Nel mirino degli investigatori, tuttavia, ci sono una serie di appalti banditi tra il 2010 e il 2011, i cui accertamenti non sono stati ancora ultimati.